futuro dell'informazione locale è ricco e importante, ci vuole una pluralità di voci perché ne dipende della qualità della nostra vita, soprattutto a livello locale. Ormai a livello nazionale e internazionale siamo sommersi di informazioni, ci vuole un focus invece su quella locale perché crea comunità. Ci sono spazi per crescere, la stampa locale è forse l'unico settore ancora che funziona bene in un momento di crisi della professione, quindi dobbiamo investire. La stampa locale non verrà sostituita da altri canali, si sovrapporranno, la radio esiste ancora, la televisione esiste ancora, ora abbiamo internet, io ho guardato dei dati, tutti i canali informativi si riescono a vivere e a convivere. Cambiano le modalità di lavoro, cambiano gli orari, come si faceva ancora un secolo fa, il giornale va in preparazione durante il giorno, si stampa la notte ed esce l'indomani mattina. Nonostante internet, nonostante la velocità, questi ritmi non sono cambiati. Abbiamo solo la possibilità, noi utenti, di essere raggiunti più velocemente. La velocità e l'uso di queste tecnologie non deve diventare però una scorciatoia per non approfondire, e torniamo anche al punto precedente, perché la stampa locale sopravviva deve essere di qualità.